padroni di casa per onorare al meglio questo campionato, gli ospiti per conquistare la salvezza diretta. Tutto questo è Defender Giovinazzo Roma, 26esima giornata, ultimo atto della Serie A2 Elite Girone B. Qui Cesare Spinelli pronto per raccontarvi questo match direttamente dal Palla Panzini di Giovinazzo. La formazione bianco-verde allenata da mister Bernardo, che per questa ultima apparizione di fronte al proprio pubblico si presenta con in distinta Marolla, Rotunno, Sosa, Fanfulla, Rafanelli, Meuto, Di Capua, Francesco Pio Marolla, Lanotte, Palumbo, Greco e Divanei, mentre invece la Roma di mister Di Vittorio, che schiera Jacopo, Zuccala, Di Bari, Jovanovic, Caruso, Balducci, Tancredi, Lucentini, Bianchetti e Andretta. Defender Giovinazzo ottava in classifica, conquistato la matematica salvezza già da un bel po' ed è uscita dai giochi per conquistare un posto in griglia playoff in seguito alla sconfitta di qualche settimana fa contro il Taranto in quella del Palamazzola. La formazione di Bernardi ha lottato, ci ha provato, ma un campionato difficile come quello del girone meridionale della 2 Elite ha visto tante pretendenti, e quando siamo giunti all'ultimo atto di questa regular season c'è da definire quale sarà la quinta classificata tra Itria e Polisportiva Futura, e come vi dicevamo chi si andrà a salvare direttamente e chi invece andrà a disputare i play-out e chi dovrà salutare la categoria in seguito alla retrocessione diretta, perché la Roma è a pari punti col Mascalucia a quota 22 lì al 10° posto, a +3 dalla Ternana, che attenzione dovrebbe essere tra l'altro in quanto a scontri diretti in posizione migliore rispetto a una tra Roma e Mascalucia. Dunque è tutto veramente aperto, vedremo come andrà a finire al termine dei prossimi 40 minuti. Zuccala pronto a calciare il primo pallone di questo match, manca soltanto il fischio del direttore di gara. Partiti, inizia ufficialmente Defender Giovinazzo Roma, in avanti la formazione ospite con Andretta che d'iniziativa si slancia in avanti, tenta la conclusione, poi fischia l'arbitro. Attenzione, ci sarà da ribattere a quanto pare. Posizione irregolare al momento della battuta e dunque falsa partenza. Attenzione però, invece si ripartirà da dove si è interrotto, forse perché dovrebbe esserci stato un problema al tabellone. Infatti gli addetti ai lavori adesso si stanno adoperando per risolvere questo problema di natura tecnica. Non era partito il cronometro dopo il fischio del direttore di gara. Roma che comunque sia arriva a questo appuntamento con una formazione rimaneggiata, comunque età media bassissima, 17,5 anni, tanti 2007, tanti 2008, schierati da mister Di Vittorio per quest'ultimo appuntamento di regular season. La Roma che arriva da 2 sconfitte consecutive, l'ultima per 6-1 contro il CUS Molise. Nonostante tutto, la formazione romana è ancora in lizza per salvarsi direttamente o comunque disputare i play-out. Nel frattempo sembra essersi risolto il problema, si riparte subito con Bianchetti che gestisce la sfera. Fischia nuovamente l'arbitro, ancora problemi col tabellone.
posto per la presa là. Io posso mettere la presa. Dunque nuovamente gioco fermo. Tabellone che recita 19:54 al momento in cui si era ripreso a giocare. Il cronometro non è partito nuovamente. Dunque siamo ancora fermi qui al Palapanzini, lo ripetiamo per chi si fosse collegato da poco. Match che al momento dell'avvio è stato fermato per ben 2 volte in quanto si stanno avendo problemi di natura tecnica col tabellone, col cronometro. Dunque dovremmo riprendere a breve. Ricordiamo questa ultima giornata del girone B di A2 Elite. La Defender Giovinazzo, che saluta il proprio pubblico, cercherà di onorare al meglio quest'ultimo impegno contro la Roma Calcio a 5 in piena lotta per la salvezza. In questo momento la formazione di mister Luigi Bernardo, che ha conquistato 31 punti, 8 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte. 5 i punti messi in proprio possesso nelle ultime 5 gare. L'ultima gara terminata sul risultato di 5-5, tra l'altro contro la Ternana in trasferta, l'ultima trasferta stagionale per il Giovinazzo, che come abbiamo avuto modo di dirvi poco fa non potrà disputare il playoff promozione, uscito dalla lotta per il quinto posto da diverso tempo la formazione di mister Bernardo. E dunque si riparte questa volta ufficialmente. Gestisce Balducci, è stato a calciarla via, poi in seguito a pressing di Palumbo ci sarà laterale per la formazione bianco-verde, ovviamente biancoverdi che attaccano dalla vostra destra verso sinistra, viceversa la Roma. Divanei, ancora lo scambio, nuovamente Palumbo. Divanei riesce a servire Palumbo, che opta per il retropassaggio di prima. Divanei subito alla ricerca di Meuto, deve fare i conti però con il pressing di Zuccala, si riparte dalle retrovie, palla in avanti alla ricerca di Divanei, anticipato poi da Balducci. E dunque Roma in gestione con Bianchetti, battaglia Bianchetti, deve fare i conti nuovamente con Palumbo. Palla fuori a favore dei giallorossi. Battuto subito questo laterale, tenta di ripartire il Giovinazzo, palla che in maniera rocambolesca finisce nuovamente fuori, questa volta a favore dei padroni di casa. Dunque Palumbo, Meuto, la gira per Divanei, ancora lo scambio per Sosa che cerca Meuto, non ci arriva il numero 14, però dovrebbe esserci stato un ultimo tocco da parte degli ospiti quest'oggi del Palapanzini. Dunque laterale nuovamente a favore della formazione della Defender Giovinazzo. Sosa sulla sinistra per Divanei, temporeggia però chiude l'avversario, dunque laterale, batte rapidamente l'84. Palumbo, Divanei, lo scambio per Sosa, nuovamente Divanei in avanti per Meuto, calcia Palumbo, la chiusura da parte di Andretta, dunque corner battuto rapidamente, attenzione Divanei, calcio Divanei, palla al lato, non si coordina bene
il classe 84, giocatore più esperto quest'oggi in campo, considerando il complesso delle due distinte. Elemento fondamentale del roster di mister Luigi Bernardo, giocatore d'esperienza che ha detto tanto al futsal, che ha dato tanto al futsal, di certo anche a questo giovinazzo 2024-25. Attenzione qui, ripartenza della Roma, iniziativa personale che però non va a buon fine di Bianchetti, chiude al meglio la notte. Si riparte dunque con la defender Giovinazzo in gestione nella propria metà campo. Divanei, scambio alla ricerca del compagno, qui Meuto non ci arriva, recupera la formazione giallorossa, rischia un po' con questo retropassaggio ma arriva comunque dalle parti di Balducci. Dunque in avanti Andretta, prende campo Andretta, lo scambio per Bianchetti, calcia Bianchetti sopra la traversa. Si ripartirà dalla notte. Sosa, Divanei in avanti alla ricerca di Sosa, che opta adesso per il compagno in questa circostanza Palumbo, che però non è in grado di servire al meglio Meuto. Potrà ripartire subito Balducci per la Roma. Tenta adesso lo spunto per Bianchetti, fuori misura, arriva solamente la notte e dunque riparte il Giovinazzo. Palla in avanti per Marolla, entrato da poco, Marolla giostra la sfera, non c'è spazio, perde l'attimo, riparte adesso in contropiede la Roma, c'è margine per far male Bianchetti alla ricerca del compagno, chiude Marolla, la fa sua, neutralizza la Roma e poi la spazza via in mancanza di alternative. Riparte Balducci che però poi non si intende col compagno. Divanei vince questo laterale. Palumbo, subito Divanei alla ricerca di Marolla, retropassaggio per Sosa, calcia Sosa, si impone Balducci, calcio d'angolo per il Giovinazzo. Gli applausi del pubblico di casa. Divanei gira per Palumbo, calcia Palumbo, arriva a murare la formazione romana, la difesa mister Di Vittorio e dunque ci sarà laterale. Palumbo alla battuta, si parlano tra compagni di squadra in casa Giovinazzo. Divanei sul secondo alla ricerca di Marolla, anticipa poi la Roma che gestisce prima con Andretta e poi con Caruso. Attenzione, vuol proseguire adesso il numero 3 Simone Zucca, la calcia il classe 2007, palla al lato. Si riparte con la notte, semplice per Palumbo. Sosa, ancora Sosa, alla ricerca di Marolla, qui Palumbo non è preciso nel servire il giovane classe 2005 di casa Giovinazzo. Proprio il Giovinazzo adesso a gestire la sfera, ad uscire dal pressing avversario. Palumbo, Marolla, Sosa in avanti per il compagno, vuol proseguire Palumbo, la chiusura da parte di Zuccala. Nuovamente laterale a favore dei padroni di casa. Marolla, palla per Alessandro Marolla che però non riesce a proseguire, intercetta la Roma che adesso vuol ripartire con Bianchetti. Si sta dimostrando una spina nel fianco per la difesa del Giovinazzo in questo inizio di gara. Passati 5 minuti dall'inizio di Giovinazzo Roma, ultimo atto della regular season della 2 Elite Girone B. Francesco Marolla la gira per il compagno. Sosa tenta di trovare qualcuno ma non c'è nessuno dei suoi purtroppo. Ne giova la Roma che ripartirà dal fondo con l'estremo difensore. Nel frattempo c'è un cambio. In campo Jovanovic, adesso gestisce proprio il numero 6. La gira per Bianchetti in avanti ma deve fare i conti con Palumbo, bravo a recuperare senza commettere fallo. E dunque Marolla la gira per Sosa, punta l'avversario, Sosa non riesce però a superarlo e dunque
contropiede Roma che non va a buon fine. Marolla battaglia per la sfera e riesce a ripristinare il possesso. Palla in avanti di Sosa, adesso si va direttamente dalle parti di Balducci, nulla da fare. Roma ancora in avanti. Bianchetti, calcia Bianchetti, traversa, palla ancora in campo, Marolla gestisce, Sosa, ancora Marolla, contropiede del Giovinazzo, se la allunga più del dovuto Marolla, palla che termina fuori. Ripartirà la formazione romana della capitale. Dunque riparte Balducci che l'iniziativa prende campo, poi lo scambio per Bianchetti non va a buon fine, c'è un time out chiamato da mister Bernardo. Rimanete con noi. Dunque, terminati i primi 60 secondi di time out di questo match, chiamati dalla panchina di casa, 0-0 il parziale al Palapanzini, ma a fare un breve recap dei risultati dagli altri campi, con match sbloccato tra Polisportiva Futura e Ternana, 1-0 il parziale, Bulldog Capurso in avanti 2-0 contro l'Itria, e dunque alla luce soltanto di questi due risultati, Futura che arriva al quinto posto. Intanto arriva una conclusione da parte di Sosa, c'è la difesa giallorossa in chiusura e calcio d'angolo. Torniamo a noi, vediamo questa fase del match. Marolla, Francesco Pio Marolla, retropassaggio poi per il compagno, ancora Sosa, cerca di servire Marolla e ce la fa. La chiusura poi da parte degli avversari, ultimo tocco da parte di Marolla. Si ripartirà dunque da questo laterale. Riparte Tancredi alla battuta. Poi ne avremo modo, poi andremo ad elencarvi gli altri aggiornamenti. Marolla la gira subito per Sosa che tenta di ricambiare per Greco nelle retrovie. La chiusura attenta da parte di Bianchetti, ottimo impatto col match da parte sua. Poi Francesco Pio Marolla non riesce a proseguire, c'è laterale comunque a favore della Roma. Per un momento sembrava esserci stato un ultimo tocco da parte dei giallorossi, invece no, secondo il direttore di gara. Balducci, Bianchetti, giro palla con Caruso che però non riesce a proseguire, dunque Marolla la vince. Francesco Pio Marolla tenta di retreggiare, cercare qualcuno, la chiusura però da parte di Lucentini. E dunque laterale battuto Divanei, perde palla Marolla, in avanti la Roma, calcia Caruso, voleva provarci lì dalla distanza, respinge la difesa biancoverde. Due cambi, escono i due Marolla, rientra Palumbo insieme a Flavio Fanfulla. Attenzione ad Andretta, giostra la sfera, ancora la formazione ospite. Divanei vuole uscirne, non riesce dinanzi a Tancredi che comunque non è in grado di approfittare di questa palla recuperata, palla che di fatto rimbalza su di lui. Si riparte subito con la battuta dal fondo, gestisce il Giovinazzo che va in avanti con Palumbo, la chiusura da parte di Tancredi, laterale battuto rapidamente. Divanei, Greco,
Palumbo cerca di verticalizzare la chiusura da parte dell'avversario che dice di no. Laterale comunque a favore dei biancoverdi nella propria metà campo, lì sulla sinistra rispetto alla notte il portiere di Casal Giovinazzo. Divanei, Palumbo, ancora Divanei, cerca il varco ma non c'è, dunque semplice per Palumbo nuovamente. Greco subito per Fanfulla, battaglia con Zuccala, palla messa fuori, laterale. Divanei, Palumbo, ancora Divanei, c'è un po' di confusione sulla zona del campo ma la vince il Giovinazzo. Scusate, la Roma che ha margine di manovra ma Greco neutralizza e dunque sterza tutto per il Giovinazzo che va in attacco. Divanei, poi alla ricerca di Greco che si fa cogliere un po' la sprovvista, era di fatto a tu per tu col portiere. Comunque applausi di incoraggiamento per il numero 27, classe 2005 Greco, altro elemento dell'Under 19 biancoverde. Come si dice in questi casi, il futuro in casa per quanto concerne la Defender Giovinazzo, così come per la Roma, dicevamo, età media bassissima, 17 anni. Intanto conclusione, ci ha provato Palumbo, fuori misura, 17 anni, età media del roster giallo-rosso, portato qui da mister Di Vittorio. Comunque non sta affatto sfigurando al Palapanzini, vedremo come andrà a finire quest'oggi. Intanto conclusione di testa che stava per sorprendere una certa Balducci, ma il portiere riesce a farla sua. Attenzione a Meuto che mette in difficoltà la difesa avversaria e conquista con tanta esperienza questo calcio d'angolo. Palla in mezzo per Palumbo, si riparte da Divanei, Palumbo la gira per Meuto, ancora Palumbo, Divanei, calcia Divanei, sblocca le marcature Divanei. Gli applausi del pubblico del Palapanzini, ottava rete stagionale per il classe 84. E dunque si sbloccano le marcature qui a Giovinazzo. 1-0 Divanei, gran conclusione che va a sorprendere Balducci. Nel frattempo Roma tutta in avanti, non riesce a proseguire però, e conquista il laterale, tra l'altro Palumbo che riparte per il Giovinazzo. Giro di boa di questo primo tempo, siamo al 10° del primo tempo, punto. Giovinazzo 1, Roma 0, Divanei in avanti, Palumbo, ancora Divanei, cerca questo spunto qui per Fanfulla, non ci arriva, giocatore in casacca numero 9, ripartirà la Roma. Balducci, in avanti Balducci, troppo fuori portata, buone le intenzioni per Jovanovic, riprende palla, ripristina il possesso il Giovinazzo che va subito in avanti, non perde altro tempo. Divanei, ancora Divanei, Palumbo di prima per Fanfulla, alla sponda nuovamente per il numero 23 che si complica forse un po' la vita. Comunque sia, laterale a favore dei biancoverdi, in avanti 1-0 grazie al gol di Divanei poco fa. In avanti alla ricerca del compagno, battaglia con Lucentini, nuovamente Divanei che conquista la sfera. Palumbo di prima e mezzo, intercetta la Roma che può ripartire con Jovanovic, ancora Jovanovic, prende campo Jovanovic, ripristina il possesso il Giovinazzo. Qualcuno dalla panchina della Roma recriminava qualcosa, forse una trattenuta, nulla secondo la direzione arbitrale. Si riparte con questo laterale per la Roma. Zuccala gira per Andretta, Palumbo la vince,
Attenzione a Palumbo, avanza Palumbo, calcia, palla fuori. Si riparte nuovamente dal fondo con Simone Balducci, il portiere di Casa Roma. Retropassaggio di Andretta, rischia un po' la Roma in questa circostanza, ci pensa Balducci a neutralizzare. Pressing comunque da parte della formazione del Giovinazzo. Giovinazzo che alla luce di questo 1-0, ovviamente partita lunghissima, sale a quota 34 punti. Intanto conclusione super da parte di Sosa che sorprende un po' tutti, ma non Balducci che è bravo a chiudere. Calcio d'angolo, palla in mezzo di Vanei, nuovamente Balducci, grande parata da parte del numero 12. E poi c'è il laterale per il Giovinazzo perché alla ricerca di un contropiede la formazione giallorossa non è stata in grado di tenerla all'interno del consentito. Nel frattempo gli applausi che avete sentito rivolti verso il portiere ospite, un'altra giovane promessa del futsal italiano. Attenzione ancora con Bianchetti che stava per spodestare Sosa, non ce l'ha fatta, palla fuori, laterale per i giallorossi. Zuccala non riesce a proseguire, la vince adesso Giovinazzo che può ripartire con Meuto, chiude al meglio Bianchetti, c'è laterale. Palumbo per Sosa, subito sulla destra, Meuto si riparte nuovamente, in avanti Sosa, supera l'avversario, non c'è margine, retropassaggio per Meuto, Divanei. Ancora Sosa, poi Divanei in mezzo per Meuto, se la allunga Meuto complica un po' la vita, ma c'è Palumbo che rimedia, battaglia Palumbo, palla fuori. Attenzione perché c'è margine per un contropiede insidioso in avanti, Bianchetti calcia, arriva Sosa a respingere il laterale. Match vivace quello a cui stiamo assistendo al Pala Panzini. Balducci rischia tanto qui, attenzione, battaglia Giovinazzo per recuperarla, ce la fa, attenzione, porta sguarnita, Meuto la calcia fuori. Palla che termina sulla sinistra e poi time out chiamato da mister Di Vittorio. Dunque finisce il secondo time out di questo match, di questo primo tempo chiamato da mister Di Vittorio. Andiamo a fare un breve riepilogo dei risultati dagli altri campi. Melilli Academy Pescara 1-4, Polisportiva Futura Ternana 2-0, Capurso Itria 2-1, Lazio New Taranto 1-0, mentre invece la Cus Molise che sta battendo 4-1 tra le mura di casa la Tombesi Ortona. In avanti Greco, calcia Greco, si impone Balducci, palla ancora lì, rischia la Roma ma riesce a sventarla in qualche modo, c'è il laterale. 1-0 il parziale qui dal Pala Panzini. Divanei decide il match fino a questo momento, insiste ancora Greco, attenzione però perché non è gol. Direttori di gara convinti in questa decisione.
un presunto tocco di mani e dunque gol non valido. Peccato, perché un bel gesto tecnico quello di Greco, che aveva fatto esplodere di gioia il pubblico di casa. Ovviamente Giovinazzo che vuole chiudere al meglio questa stagione dinanzi al proprio pubblico, tifosi che comunque sono giunti numerosi come sempre, fedeli alla propria squadra, nonostante quest'oggi diciamo ci siano pochi stimoli. Una squadra che ha conquistato la salvezza da diverse giornate, ci ha provato fino all'ultimo per conquistare un posto nei playoff. Attenzione a Marolla che calcia, colpisce la traversa e palla fuori. Alessandro Marolla ci ha provato, vicinissimo alla sua quarta rete stagionale. Nel frattempo Bianchetti tunnella i danni di Francesco Marolla, ma non riesce a dar seguito. Poi recupera il Giovinazzo, palla scacciata via di fatto e dunque potrà ripartire Balducci. Arriva la chiusura nel frattempo da parte di Sosa su Lucentini, che ripartirà da questo laterale. Balducci in avanti per Lucentini, lo scambio per Zuccala, se la porta sulla banda Zuccala poi si complica un po' la vita, ne giova il Giovinazzo. Riparte subito la notte, semplice per Sosa. Marolla, Greco si confonde nella gestione della palla. Riparte dunque la Roma, batte Caruso, semplice Zuccala per Lucentini, battaglia con Alessandro Marolla ma non riesce a proseguire. Si riparte da Balducci, ancora Roma in gestione. Bianchetti in mezzo, lo scambio riesce, poi Caruso prova a calciare, arriva a murare la difesa biancoverde. Ci sarà dunque il laterale, mentre entra in campo Di Bari. Dunque Balducci, sempre alto Balducci, più circostanze, sta uscendo dalla propria area di competenza per supportare l'avanzata giallorossa. Nel frattempo una sfera in avanti che però inconcludente, si rivela inconcludente per il Giovinazzo. Riparte la Roma, semplice lo scambio per Balducci. In avanti alla ricerca di Di Bari, riesce comunque ad arrivarci qui Andretta, anticipato dall'intervento di Lanotte, che dice di no al laterale. Dunque Andretta calcia, palla fuori. Si riparte con Lanotte, altri cambi in casa biancoverde. Rientra Divanei così come Palumbo, escono Greco e Sosa. Balducci, pressing alto da parte della formazione di mister Bernardo. In avanti ancora la Roma, conquista questo laterale, scambio per Di Bari, la gira per Bianchetti, insiste Bianchetti, deve fare i conti con Marolla che è bravo a recuperarla senza commettere fallo. Retropassaggio per Palumbo che gira tutto dalle parti di Divanei, ancora Palumbo cerca di accentrarsi, recupera Bianchetti, tenta di ripristinare Palumbo, ci prova Alessandro Marolla, triangolo che ben riesce, poi rasoterra, conclusione di Marolla, chiude Balducci, ancora Giovinazzo. Palumbo, calcia Palumbo, arriva a dir di no il capitano Lucas Andretta.
classe 2007 che ha messo a segno ben 3 reti in questa regular season. Nel frattempo Divanei vince la palla, attenzione, c'è margine per far male il calcio a Marolla, si impone Balducci ancora una volta. Ottimo intervento da parte del portiere romano. Si riparte da questo laterale battuto rapidamente. Di Bari in avanti per Bianchetti, si allunga più del dovuto Bianchetti, era praticamente a tu per tu con la notte, non ha saputo sfruttare questa circostanza. Attenzione qui, errore da parte di Palumbo, in avanti ancora la Roma, combatte Andretta, fischia l'arbitro, riparte questo laterale battuto rapidamente Divanei, dunque in avanti, sbaglia tutto per Marolla. Ed entra in campo Rotunno, anche lui classe 2005, proveniente dall'Under 19 bianco-verde. Gli applausi del pubblico di casa per il suo ingresso in campo. Divanei, retropassaggio che un po' tentenna, ma alla fine ci arriva qualcuno e dunque giostra la sfera Divanei. In avanti Divanei, si vuol portare lì sulla sinistra, si confonde nella gestione della sfera e dunque riparte in contropiede subito senza perdere altro tempo. Andretta calcia fuori. Attenzione però, c'è calcio d'angolo, ultimo tocco da parte di Divanei. Battuto rapidamente, ci prova Di Bari, arriva a murare Rotunno. Si riparte dalle retrovie con Balducci. Giro palla per Andretta. Mancano poco meno di 3 minuti, 2,53 per la precisione, al duplice fischio che andrà a decretare la fine di questo primo tempo. 1-0, Divanei decide il match qui al Palapansini. Formazione di casa in vantaggio sulla Roma. Calcia Palumbo, arriva a murare Andretta e dunque calcio d'angolo. Palla che viene messa dalle parti di Meuto che colpisce l'esterno della rete. Si riparte subito per Balducci, in avanti ancora Andretta. Andretta recupera Palumbo, poi Divanei, margine per un ottimo contropiede. Attenzione ai biancoverdi, palla sul secondo palo e Rotunno trova il 2-0. Giovinazzo 2, Roma 0 al Palapansini. Gli applausi da parte della tifoseria biancoverde. Prima rete stagionale per Samuele Rotunno, gol figlio di un contropiede magistralmente condotto da Divanei, da Manuale, nel numero 84. Prende palla, prende campo, serve il compagno, poi bravo a scovare lì Rotunno sul secondo palo, pronto poi a insaccarla in rete. 2-0. Si complica la situazione per la Roma. Jovanovic, ancora la ricerca di Jovanovic, recupera la sfera Meuto che vuole proseguire ma non ce la fa, vince la difesa giallorossa. Poi attenzione, svarione qui con Rotunno che nuovamente si rende pericoloso, c'è un parapiglia generale, alla fine la vince qui Zuccala e riparte da Balducci. Si va in avanti, Roma in gestione. Nuovamente Divanei pronto a chiudere su Simone Zuccala. Dunque retropassaggio battuto rapidamente, sbaglia a calibrare a sua volta Bianchetti e si riparte con questo laterale battuto da Palumbo. Sosa, ancora Palumbo, Rotunno, Sosa,
Sosa ancora riesce a mettere una bella situazione qui per Rotunno, che però ci arriva in ritardo, e dunque riparte la formazione giallorossa. Balducci recupera subito Rotunno, attenzione, Rotunno supera l'avversario, ancora margine per far male, ci prova poi di tacco Sosa, palla che termina al lato. Dunque contropiede con Bianchetti, gestisce il numero 20, chiuso da 2, supera Palumbo, insiste ancora Bianchetti, non ce la fa poi dinanzi a Meuto, palla fuori. C'è il laterale per la Roma, Bianchetti alla battuta. 45 secondi e poi finisce questo primo tempo. Il parziale fermo sul 2-0 per la Defender Giovinazzo. I gol di Divanei e Rotunno decidono il match fino a questo momento. Sosa, Palumbo, ancora Palumbo, margine sulla destra per Meuto, verticalizza al centro per Rotunno, poi subito Palumbo di prima la mette lunga alla ricerca di Meuto, non ce la fa il numero 14, ripartirà la formazione giallorossa. Balducci subito di prima cerca di trovare qualcuno dei suoi lì in avanti sulla banda destra, ma non c'è nessuno, dunque laterale è battuto rapidamente da Palumbo. Siamo sempre più prossimi dunque al termine di questo primo tempo. Attenzione a Sosa, Rotunno, tentenna qui, poi chiude Bianchetti senza troppi indugi, laterale battuto rapidamente, Rotunno per Palumbo, calcia Palumbo, la sua terra che viene respinto poi da Balducci. Non c'è più tempo, finisce il primo tempo appunto qui al Palapanzini, applausi da parte del pubblico biancoverde, 2-0 si impone la formazione di mister Bernardo, ci vediamo tra poco.
Amici della pagina YouTube Divisione Calcio a 5, siamo qui in diretta ancora una volta dal Palapanzini di Giovinazzo, pronti per raccontarvi questo secondo tempo. Tutto pronto, manca soltanto il calcio d'inizio, il fischio da parte del direttore di gara. Dopo i primi 20 minuti il parziale 2-0. Defender Giovinazzo che è andato in gol con Divanei e Rotunno. Vedremo cosa avrà da riservarci questa seconda parte di gara, questa ultima ripresa della regular season del girone B di Ado Elite. Lucentini, palla in avanti, battaglia per proseguire, qui non ce la fa Bianchetti, dunque si riparte subito da Rafanelli. Mister Bernardo che ha deciso di dare spazio un po' a tutti in questa ultima gara di campionato. Alla Roma invece, alla luce di quella che è la situazione di classifica, basterebbe un punto per ottenere la matematica salvezza. (2-0) il parziale. Giovinazzo invece che, come vi abbiamo più volte detto durante l'arco di questo primo tempo, attenzione intanto Giovinazzo che viene avanti con Divanei, ci prova poi Greco che non è bravo ad approfittare dell'attimo che poteva essere decisivo. Comunque sia, calcio d'angolo a favore del Giovinazzo. Greco, retropassaggio per Divanei, non c'è margine, dunque retropassaggio. Rafanelli in avanti ancora, ci prova a proseguire qui Zucca, la palla nella mischia, non c'è nessuno dei suoi. Si può ripartire per i biancoverdi. Divanei, ancora Divanei, retropassaggio per Greco, poi riesce a recuperare in un primo momento Zucca, la calcia ma sbaglia tutto, fuori misura Francesco Piomarolla. Si riparte dal fondo con Balducci. Si riparte semplice per Lucentini, la gira per Di Bari, sbaglia a calibrare il passaggio per Bianchetti, ne giova il club di casa che riparte con Marolla alla battuta di questo laterale. Retropassaggio per Greco, Divanei ancora in avanti, Marolla cerca lo scambio ma non è bravo a gestire in questa circostanza. Ancora una volta il numero 19, palla fuori, ultimo tocco tuttavia da parte della Roma e dunque calcio d'angolo. Divanei alla battuta, palla in mezzo, se la lascia sfuggire Fanfulla. Si riparte con questo laterale a favore della Roma. Bianchetti, semplice per Balducci, ancora Bianchetti, Lucentini, giro palla ancora che però non trova seguito. Bianchetti che arriva di corsa verso la sfera, non ha il tempo di giostrare al meglio e dunque palla fuori, battuto rapidamente il laterale dei biancoverdi. Divanei rischia per Greco, arriva in ritardo il numero 27, regalato il laterale agli avversari. In avanti adesso Bianchetti, ottimo spunto, supera l'avversario, calcia però colpisce l'esterno della rete. Ci ha provato Bianchetti che era lì a tu per tu con Rafanelli. Divanei, Marolla, ancora Divanei, si fa spazio, procede ma si ferma per poi servire Greco. Marolla, ancora Greco, avanti Greco, vuol proseguire, ce la fa per Fanfulla che vuol ricambiare, la recupera Andretta e dunque margine di contropiede per Lucentini che però perde l'attimo, raddoppio su di lui, costretto a retrocedere. Conquista comunque sia la rimessa dal fondo Balducci, semplice per Lucentini. Ci riprova la Roma, palla in avanti per Di Bari, calcia Di Bari, arriva subito a recuperarla Rafanelli, dunque apre sulla sinistra. Fanfulla, Greco, ancora Fanfulla, calcia rasoterra che è prepotente ma termina al lato.
formazione giovanissima con Divanei da regista schierato da mister Bernardo. Attenzione qui alla Roma che vuole ripartire, non ce la fa, scivola sul più bello qui capitano Andretta, ma non è ancora finita. Attenzione, palla in mezzo per Bianchetti che per un pelo non l'aggancia. Adesso neanche a dirlo, cambia praticamente tutti mister Bernardo. Sosa in mezzo per Meuto, non ha il tempo per calciare, ci riprova, poi in un pelo al lato. E dunque esce nuovamente Andretta, rientra in campo Tancredi. In avanti riesce adesso a proseguire Sosa, calcia Sosa, palla fuori, finisce lì sulla sinistra rispetto a Balducci, che adesso ripartirà dal fondo per l'ennesima volta. Siamo al quarto della ripresa, attenzione qui a Marolla che recupera un'ottima sfera, c'è margine per far male, avanti ancora Marolla, la recupera, neutralizza l'avversario, qui in avanti nuovamente la Roma con Tancredi e invece dice no Sosa, calcia Sosa sopra la traversa. Ci ha provato ancora una volta il defender Giovinazzo. Attenzione però, qui Balducci ci ha messo troppo, ha esitato troppo per servire il compagno e dunque arriva il fischio dell'arbitro, calcio di punizione dal limite per la formazione di casa, rientra Rotunno per mister Bernardo, gli cede il posto Marolla, Francesco Pio Marolla. Rotunno, ricordiamo, autore del gol del 2-0 dei biancoverdi. Si schiera la difesa romana anche su indicazioni da parte della direzione arbitrale. Meuto e Sosa vicino alla sfera, vediamo chi calcia. Fischia l'arbitro. Sosa per Meuto, poi sul secondo ci prova di prima Palumbo ma termina fuori. Dunque Tancredi, semplice per il compagno, ancora Tancredi restituisce al mittente Zuccala e dunque giro palla che va dalle parti di Caruso, non riesce a proseguire, Palumbo la vince, attenzione a Palumbo che calcia, palla che rimbalza più volte, alla fine a favore della Roma, ha battuto rapidamente questa rimessa dal fondo. Attenzione a Tancredi, in avanti Tancredi non ce la fa perché c'è il raddoppio del Giovinazzo che ha margine con Palumbo nuovamente, praticamente situazione simile a quella vista in precedenza, chiude a sua volta Caruso, c'è calcio d'angolo a questo giro. Meuto, retropassaggio adesso per Sosa, sbaglia a calibrare per Rotunno, ne giova Zuccala che adesso vuole proseguire sulla sinistra, recupera la formazione biancoverde, attenzione a Sosa per Meuto, calcia Meuto e arriva il gol del 3-0, la firma di Lucas Meuto, 16ª rete stagionale per il classe 97. In ripartenza il Giovinazzo che vince un contrasto decisivo all'altezza della metà campo, non perdona Balducci e i suoi, 3-0 più 3 sulla formazione giallorossa. Vuol proseguire adesso ma non ce la fa nuovamente Caruso, rischia la Roma ma riesce a farla sua l'estremo difensore Balducci, dunque si riparte sulla destra, attenzione in avanti ancora Tancredi, calcia, arriva Fanfulla, scusate Rafanelli qui in chiusura, il portiere di casa Giovinazzo. Primo tempo abbiamo visto la notte schierato da mister Bernardo, questo giro per chiudere la stagione Rafanelli, partito tra i pali per dare un po' di spazio a tutti. Battuto il corner, non c'è margine per Jovanovic, Palumbo in pressing, perde la sfera il numero 6 e dunque laterale. Palumbo, Rotunno, serve Sosa, s'accentra, entra nella metà campo avversaria,
poi sbaglia qui a servire Meuto. Si ripartirà dal laterale a favore di Jovanovic, che serve il proprio portiere, e adesso nuovamente Jovanovic, triangolo che riesce, rischia Jovanovic su Palumbo, palla al lato. Balducci, scambio subito per Caruso, che di prima cerca Zuccala ma non è in grado di dar seguito. Il numero 3, laterale a favore dei biancoverdi, battuto rapidamente. Semplice Sosa per Meuto, ancora Sosa, la gira per Rotunno, vuole proseguire Rotunno, riesce a superare l'avversario, non il secondo. Comunque sia, conquista il laterale numero 6 della Defender Giovinazzo. Va in mezzo Meuto e Rotunno la battuta. Sosa, ancora Meuto, si interscambiano i due, prova ancora Sosa, Meuto, retropassaggio per Palumbo, si accentra Palumbo, calcia! Grande conclusione a rete da parte di Palumbo, 4-0, Defender Giovinazzo che prende ormai il largo sulla formazione giallorossa. Mister Di Vittorio che cambia tutta la formazione in pratica, 4/5 della Roma, e dunque quarta rete segnata dai biancoverdi. Mentre scorre il tempo qui al Palapanzini, ci avviamo sempre più verso il finale, verso l'ultimo triplice fischio di questa regular season del girone B di A2 Elite. Meuto in chiusura impeccabile qui sul tentativo avversario di proseguire. Nel frattempo prosegue il match e si arriva a un laterale battuto rapidamente a favore del Giovinazzo. Palumbo per Meuto, retropassaggio per numero 27 Greco. Rotunno subito Palumbo, tenta di ricambiare, triangolo che non riesce, palla al lato, riparte la formazione romana. Dunque sull'asse Balducci, Lucentini, tenta di ripartire la Roma, non ce la fa, chiude al meglio Meuto, lo scambio per Bianchetti, Divanei la vince, attenzione a Divanei, temporeggia, serve Rotunno che è un po' spinto dalla fretta, non è in grado di servire al meglio Greco, palla fuori. Dunque esce Rotunno, rientra Alessandro Marolla. Roma in avanti, intercetta Marolla, la gira per Divanei che non riesce a ricambiare ma rimedia in qualche modo, supera l'avversario, poi sul secondo per Meuto che ancora una volta trova la rete. 5-0 Defender Giovinazzo, doppietta personale per Meuto che adesso sale a quota 17 in classifica marcatori. (5-0) dunque. Vedremo come si andrà poi a evolvere questo finale, se continuerà a prendere il largo il Giovinazzo o se ci sarà una ripresa da parte della Roma. Roma che, ricordiamo, giunge quest'oggi, giunge al match del Palapanzini con indistinta soli under 18, un'età media di 17 anni. Comunque calcettisti scesi in campo non stanno affatto sfigurando, anzi tanti elementi interessanti, di certo sono il futuro del futsal italiano. Ho visto anche
tante giovani sorpresa in casa Giovinazzo, ma non si rivelano quest'oggi anche in campionato. I vari Francesco Piomarolla, Rotunno e soci hanno avuto modo di presentarsi alla categoria nell'arco di queste 26 giornate di regular season. Gestisce la Roma nella propria metà campo. Attenzione che a Marolla lo scambio per Greco e arriva anche la firma di Greco che si abbraccia con Marolla, l'autore dell'assist decisivo. 6-0, sempre più in avanti il Giovinazzo sull'asse Marolla-Greco. Questo giro superato per la sesta volta dunque Balducci. Il tutto quando siamo al nono della ripresa. Ci sono ancora 11:10 per la precisione da giocare. Gara che ovviamente ai fini della classifica non fa testo. Attenzione a Fanfulla che serve Greco, ci arriva in ritardo. Laterale dunque concesso ai giallorossi. E allora andiamo a fare un recap dei risultati dagli altri campi. Melilli Academy Pescara 3-5, Polisportiva Futura Terrana 6-0, Capurso Itria 6-4. Attenzione perché alla luce di questi due risultati la Polisportiva Futura supera l'Itria, arriva al quinto posto e dunque si qualifica alla fase playoff. Poi proseguiamo, Lazio-Taranto 2-1, qui a Giovinazzo 5-0, poi il Cus Molise che batte 6-2 l'Ortona. Mascalucia e Roma che sono a pari punti, poi da 22 Mascalucia che sta effettuando il turno di riposo quest'oggi e deve stare attenta alla Roma. Attenzione intanto Balducci che respinge con la mano di ritorno. Marolla ancora la mette poi sulla sinistra per il compagno, palla fuori, ci ha provato Fanfulla. Gestisce la formazione romana nella propria metà campo. Adesso con Andretta, la gira subito per Zuccala, anticipato dall'intervento di Greco e dunque Divanei. Scioltezza per restituire dalle parti di Marolla, chiude la Roma, adesso c'è margine per ripartire. Bianchetti non sa cosa fare in questa fase, cosa centra e serve con calma capitano Andretta. Jovanovic ancora Bianchetti, retropassaggio per il compagno Andretta. Bianchetti tenta di ricambiare, battaglia Bianchetti con Greco, palla che arriva dalle parti del calcio d'angolo, termina al lato a favore della Roma. Ultimo tocco da parte dei biancoverdi. Tutto subito questo laterale, ci prova Bianchetti a calciare di prima, arriva a murare la difesa di casa. 6-0 il parziale qui a Giovinazzo. Dopo il primo tempo terminato sul 2-0, prende in largo la formazione di mister Bernardo. Attenzione qui, conclusione da parte di Bianchetti, si impone Raffanelli. Marolla gestisce ancora la palla ed è costretto a cacciarla via, ma c'è stata una deviazione da parte del numero 20 avversario, dunque laterale a proprio favore. Greco, Divani, avanza, supera Jovanovic, attenzione intanto a Fanfulla, tu per tu col portiere avversario, arriva a colpire il primo palo, ci ha provato Fanfulla per un pelo vicino al gol. In avanti nuovamente la Roma, sono lunghe le due squadre.
Bianchetti punta l'avversario, vuol proseguire sulla banda, c'è Greco a Dedino, dunque laterale battuto rapidamente, si riparte da Balducci, semplice per Jovanovic. Ancora Roma in avanti, ma la vince Palumbo che tenta di servire Marolla, recupera la formazione giallorossa, poi calcia Tancredi e trova il gol del 6-1, accorcia le distanze la Roma. Gli applausi figli della sportività del pubblico pugliese del Palapansini. Tancredi va a sorprendere Rafanelli. Rotunno, dunque Sosa, semplice per il compagno, è stata di Marolla che è appena rientrato in campo. Sosa, mezzo, poi cerca sulla destra Rotunno che non è in grado di dar seguito con la conclusione, palla che viene recuperata, ripristinata a favore della Roma che vuole ripartire dalla propria metà campo. Battaglia adesso con Marolla che non va a buon fine, si riparte da questo laterale battuto rapidamente dal numero 19, giro palla per Rotunno, dunque ancora in avanti Sosa, nuovamente Sosa in mezzo per il compagno Palumbo. Sosa per Rotunno, gestisce Palumbo. Sosa, Rotunno, Sosa, aggira per Francesco Piomarolla che calcia, rasoterra che viene deviato, poi ci riprova Rotunno, respinge Balducci, palla ancora in campo, invece no, rotola fuori a favore sempre dei biancoverdi. Sosa in mezzo per Rotunno, giro palla del Giovinazzo, forte di questo risultato 6-1. Si sta imponendo la formazione di mister Bernardo sulla Roma. Gara ininfluente ai fini della classifica, ma di certo è sempre bello chiudere al meglio, soprattutto dinanzi al proprio pubblico, la stagione. Giovinazzo che, ricordiamolo tra l'altro, per lunghi tratti di questa stagione si è ritrovata formazione di mister Bernardo appunto a lottare per conquistare un piazzamento in griglia playoff, sogno svanito dopo la sconfitta decisiva al Palamazzola contro la seconda forza del campionato, il Taranto. Nel frattempo c'è il time out chiamato da mister Di Vittorio. Dunque arriva il secondo fischio, finisce il primo time out chiamato di questa ripresa. Per chi si fosse collegato da poco, il parziale è 6-1 per il defender Giovinazzo qui tra le mura di casa al Palapansini contro la Roma. Andiamo a fare un breve riepilogo dei risultati dagli altri campi. Melilli Academy Pescara 3-5, Polisportiva Futura Terrana 8-0, Capuzzo che si impone in casa 7-4 contro l'Itria, Lazio Taranto 2-1, Cusmolise Ortona 6-2, quando praticamente tutti i verdetti sono stati già assegnati in questo girone B. L'unico è quello del quinto posto e l'Itria che sta perdendo. Attenzione, intanto c'è un'iniziativa da parte di Jovanovic che sta sorprendendo tutti, anche la difesa del Giovinazzo. Per un pelo però Jovanovic se le porta da fuori,
applausi ancora da parte del pubblico di Giovinazzo per questa azione del singolo che ha messo in grande difficoltà Rafanelli e compagni. A tempo Sosa protegge su Di Bari, si riparte da Rafanelli dal fondo. Dicevamo, alla luce di questi risultati, l'unica novità degna di nota è che la Polisportiva Futura, vincendo 8-0 contro la Ternana, supera l'Itria, la quale invece sta perdendo 7-4 in casa della Bulldog Capurso, ormai già promossa in Serie A. Itria che alla vigilia di questo match era a quota 38, Polisportiva Futura a quota 37 virtualmente, la Futura che va a quota 40 adesso e scavalca l'Itria conquistando il quinto posto. Vedremo come si andranno a evolvere le cose. Nel frattempo torniamo a noi col Giovinazzo che tenta ancora una volta di andare a sorprendere Balducci, gestisce il match ormai in piena gestione e il parziale di 6-1 la riprova. Tanto Marolla ci prova per Rotunno, ci ha provato Rotunno, palla fuori. E dunque mister Di Vittorio che decide di fare altri cambi e dà il cambio a Balducci. Cesar Jacob in porta, classe 2007 anche lui, giovanissimo. Nel frattempo vuol proseguire Sosa, che però viene fermato bruscamente dall'intervento di Simone Zuccala, fischia l'arbitro, calcio di punizione. Rientra Fanfulla, esce Palumbo. E adesso Alessandro Marolla alla battuta di questo calcio di punizione. Subito Greco per Meuto e adesso Fanfulla che vuole ricambiare. Strappano la sfera agli avversari. Dunque Caruso per Andretta che però se la porta fuori. Dunque laterale per il Giovinazzo. Marolla. Giro palla per Meuto, al centro per Fanfulla, ricambia per Meuto, attenzione sopra l'avversario, poi se la porta troppo a lato. Ultimo tocco da parte di Jacob e dunque calcio d'angolo per la defender Giovinazzo. Anticipa adesso Bianchetti che però si destreggia, si sforza per mettere a terra il pallone, non ce la fa comunque i giallorossi che in qualche modo la fanno loro. Attenzione intanto, conclusione da parte di Caruso, si impone Rafanelli a tu per tu, il numero 7. Tanto Meuto, triangolo ben riuscito con Greco, prende campo in velocità Greco che adesso calcia, si impone Jacob, palla ancora in campo. Bianchetti gira per Caruso, ancora pressing su Zuccala, qui con Greco, battuto rapidamente dal fondo. Qui Jacob si va subito in avanti con Zuccala che ci prova e conquista la sfera. Dovrebbe essere calcio d'angolo, vedremo, invece no, è laterale, quella che era uscita prima. Retropassaggio, Jacob, Bianchetti gira per il compagno, calcia il rasoterra poi che termina alla sinistra del portiere Rafanelli. Ci ha provato il capitano Lucas Andretta. Marolla, Greco, Meuto, ancora Greco, Meuto in avanti per Fanfulla, conquista la sfera, calcia Fanfulla, Jacob si impone, palla al lato a favore tra l'altro dei biancoverdi. Meuto che si avvicina alla battuta, chiama lo schema. (1:31) al fischio finale di questo match. Giovinazzo che conduce
6-1 qui al Paolo Panzini. Ultimi secondi di questa stagione per il Giovinazzo. Nel frattempo c'è a terra Bianchetti, si sta rialzando il numero 20, sembra che sia tutto ok, e sarà laterale a favore della formazione proveniente dalla capitale. Giro palla della Roma nella metà campo avversaria. Bianchetti ricambia poi per Zuccala, recupera Marolla e dunque in avanti sulla destra Meuto. Ultimi assalti, Meuto alla ricerca di Marolla, per un pelo non ci arriva il numero 5, palla fuori, ripartirà Jacob. 41 secondi. Attenzione, Roma in avanti. Zuccala, palla nella mischia, anticipato da Fanfulla, non demorde il numero 3 che però poi calcia e termina fuori. Lì sulla sinistra di Raffanelli, che adesso la mette lunga per Marolla, la mette a terra Marolla. Attenzione a Marolla, lo scambio per Fanfulla, si chiude bene la Roma. Marolla cerca sul secondo, Meuto. Gli applausi del pubblico che vanno a incorniciare la terza rete di giornata per Meuto. Si tratta dunque della sua 18ª rete stagionale. Gol che sono influenti ai fini della classifica del Defender Giovinazzo, ma fa bene alla classifica marcatori personale di Meuto. Si fermano le due squadre, i saluti tra i protagonisti di questi ultimi 40 minuti di regular season di Serie A2 Elite Girone B. Finisce così la stagione del Defender Giovinazzo, cala il sipario su questa regular season della 2 Elite 2024-25. Non possiamo che darvi appuntamento ovviamente alle fasi playoff e playout, perché ci sarà da divertirsi, ci sono tutte le premesse per divertirsi. È tutto qui da Paolo Panzini, un saluto e ovviamente appuntamento ai prossimi match del futsal italiano.